Il futuro si conquista con la forza delle idee, con la capacità di guardare oltre. La crisi energetica oggi è la grande sfida. A Vicenza nasce un progetto visionario ma lungimirante perché, come diceva Albert Einstein, non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. La crisi invece è la più grande benedizione perché porta progressi. I costi alle stelle di gas ed elettricità possono essere affrontati e vinti grazie a un'intuizione che si chiama comunità energetiche. Partiamo da una scuola o da una palestra o da un centro commerciale che abbia un tetto piuttosto importante, vengono posizionati dei pannelli fotovoltaici attraverso degli accordi. Tutta l'energia prodotta da quei pannelli fotovoltaici viene messa a disposizione di privati, di negozi e magari di altre scuole o di altre palestre. Le comunità energetiche non sono entità astratte, ma molto concrete. Possono essere organizzate anche a livello di quartiere. La legge regionale prevede lo stanziamento di fondi per i comuni che promuovono la realizzazione di queste realtà. All'inizio del 2023 a Vicenza potrebbe già esserci uno studio di fattibilità che consenta di dare il via alle prime comunità energetiche. È un progetto, devo dire, per il quale secondo me Vicenza è pronta. Io sogno delle piccole comunità energetiche, soprattutto in alcuni quartieri, che potrebbero veramente dare una risposta a moltissime persone.